Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi è il giorno 20, quindi nuovo appuntamento con la rubrica dell'autore del mese. Allora, oggi non voglio fare un'introduzione lunga come quelle che faccio sempre, perché i due personaggi di cui vi parlerò, un uomo e una donna, credo che si presentino da soli in un modo o nell'altro. Nel frattempo qui ambulanze, poliziotti, certo, procedete, prego. Allora, partiamo subito con il primo indizio che vi avevo lasciato su Instagram ieri per appunto provare a indovinare l'autore del mese. Vi avevo scritto infatti che in ogni città italiana esiste una piazza, almeno una piazza o una strada dedicata a questo personaggio del Risorgimento. Quindi in qualche modo vi ho dato un aiuto facile ma non tantissimo, perché comunque dovevate ricordare qualcosa del Risorgimento italiano e avere la fortuna di azzeccare il personaggio giusto, anche se la scelta di questo personaggio forse non è molto calzante, perché sarebbe forse un po' più adatto festeggiarlo l'anno prossimo, cioè quando è morto, ma insomma morivo dalla voglia di conoscerne e di saperne qualcosa in più, quindi oggi siamo qui per ricordare i 210 anni dalla nascita di Camillo Benso, conte di Cavour. Ecco qua. Allora, finalmente abbiamo svelato. E effettivamente chi di voi nella città in cui vive non ha una via Cavour o una piazza Cavour? Ecco, allora come sempre qui siamo oggi quindi per parlare di questo personaggio tramite questa biografia scritta da Adriano Viarengo, sempre i protagonisti della storia, Salerno editrice e Corriere della Sera in collaborazione a soli 9,90 €. Lo dico perché il mio amico Daniele ha comprato lo stesso libro, cioè dell'autore, quello lì proprio della Salerno editrice, l'ha pagato 24 €. Non ha chiesto a me, questo dimostra che non segue il mio canale, altrimenti lo saprebbe, e io invece ho risparmiato. Guardate i miei video che magari potete trovare dei buoni suggerimenti. Allora, perché chiaramente ho deciso di leggere questa biografia? Perché credo che Camillo Benso, conte di Cavour, sia effettivamente uno dei grandi personaggi del Risorgimento italiano, uno dei grandi leader politici che comunque tutti noi abbiamo sentito nominare almeno una volta. Forse non lo conosciamo benissimo perché magari ecco già chi è del sud ha un rapporto con l'unità d'Italia un po' particolare magari rispetto a chi è proprio piemontese o è del nord, ma al di là di questo credo che sia comunque uno dei personaggi italiani che merita di essere studiato. Allora, all'interno di questa biografia, che io chiaramente ho scelto perché io voglio scoprire dietro alle quinte, cioè io voglio capire se Cavour è sempre stato così o quando era piccolo era diverso. È una biografia molto bella, soprattutto nella prima parte. Vi viene infatti delineata tutta la vita di Camillo, ovviamente conte di Cavour, da poco prima della nascita, quindi chiaramente anche parlandovi dei genitori, fino poi alla morte avvenuta appunto nel 1861, poco dopo la nascita dello Stato italiano. Ecco perché vi dicevo sarebbe stato calzante celebrarlo l'anno prossimo, ma io ho voluto anticiparmi un po', perché l'anno prossimo ci sono degli eventi, è inutile dirvi. Ok, andiamo avanti. Allora, devo dire la verità, chiaramente vi lascio giù nell'info box anche le conferenze che il professor Barbero ha fatto su Cavour. Allora, dicevo, è una biografia che a me è piaciuta tantissimo, soprattutto nella parte personale e privata di Cavour. Ho effettivamente scoperto un personaggio diverso dal grande uomo politico, un uomo che forse proprio la politica, proprio il lavoro, alla fine l'ha ucciso. Lui lavorava tantissime ore al giorno, non stava mai fermo, non si prendeva mai un momento di pausa e anche quando era in punto di morte, nonostante tutto, cercava ancora di comunque essere al corrente di quello che accadeva nel Parlamento italiano. La cosa interessante è che all'interno di questa biografia, oltre alla sua vita privata, viene anche narrata chiaramente tutti i grandi momenti dell'unità d'Italia, prima e dopo, che voi di solito studiate sui manuali di scuola, e vi vengono spiegati, approfonditi, cioè effettivamente io credo che studiare alcuni grandi eventi storici come l'Unità d'Italia senza conoscere poi le biografie dei personaggi che vi hanno in qualche modo partecipato
non credo che vada bene. Ecco, con questa biografia io non dico di aver colmato le lacune che ho comunque sull'Unità d'Italia, assolutamente no, ma di certo tante cose le ho capite un poco meglio. Un Cavour che prima di tutto non è l'erede prescelto dal padre, ma è il figlio cadetto, quindi in qualche modo doveva essere destinato o alla carriera ecclesiastica o a quella militare, e che vive comunque sempre all'ombra del fratello principale e della sua famiglia. Nonostante tutto, però, lui sostanzialmente riesce, se voi riflettete, a passare alla storia, no? Per la serie Gli ultimi saranno i primi, riesce a passare alla storia proprio per la sua grande capacità politica. Basti pensare solo il fatto di far partecipare il regno sabaudo alla guerra di Crimea che avveniva in Oriente, per la serie ma cosa c'entrava il regno sabaudo. Eppure, sebbene il risultato non sia stato straordinario, però Cavour riesce comunque a far entrare questo stato minuscolo all'interno della compagine in qualche modo europea. Vi viene chiaramente descritto anche il Piemonte in cui lui vive, le varie costituzioni, il famoso Statuto Albertino del 1848, il fatto per esempio che Cavour non fosse particolarmente amato dalla dinastia sabauda, cioè Cavour che però allo stesso tempo è un uomo molto lungimirante. È anche un imprenditore, molti magari ricorderanno che è stato amministratore delle sue proprietà presso Leri, vicino Torino, e che in qualche modo comprende che lo sviluppo del Piemonte, un Piemonte che effettivamente era molto arretrato per i tempi, e infatti proprio nella premessa l'autore si chiede come è stato possibile che uno stato piccolo, cioè se paragonato al celebre regno delle due Sicilie, poi sia riuscito a fare l'unità d'Italia. Ecco, tra le tante cose di certo dobbiamo riconoscere il merito a Cavour come imprenditore, come uomo che ha compreso quanto fosse importante avere un sistema ferroviario efficiente che permettesse quindi in qualche modo a questo Piemonte sabaudo un po' italiano, un po' francese, di inserirsi piano piano all'interno della rete commerciale del tempo. E infatti, se voi riflettete, vi chiedo di fare questo test: andate su Google Maps, pensate semplicemente a cercare i treni disponibili per esempio per collegarvi con due città del nord Italia, non so, Milano o Bologna, vedete voi insomma, o Torino, pensate, e credo che al 98% voi rimarrete sorpresi da quanti treni ci sono e quanti treni passano in quella zona. Cioè, è una cosa straordinaria, almeno per me che vivo al sud e che veramente vedere un treno a volte è un miraggio. Quindi questo credo che si possa ancora vedere, questa tattica di Cavour si possa ancora percepire a distanza di tempo, per l'appunto. Quindi quelle ferrovie che lui piano piano ha costruito e per le quali ha fatto un debito stratosferico, in realtà però avevano un'utilità pratica. Quindi credo che sia molto interessante leggere questa biografia, ripeto, nella prima parte, perché si scoprono anche gli amori di Cavour. Il fatto che lui per esempio sia stato per tantissimo tempo a Londra, quindi abbia comunque avuto modo di stare a contatto con la politica britannica. Un ragazzo che molto giovane viene mandato nel collegio, che lui vive malissimo, lui non parlava italiano, paradossalmente scriveva in francese, masticava un po' di inglese per i tempi, perché non era chiaramente ancora la lingua internazionale come oggi. Quindi io ho trovato veramente molto interessante la prima parte della sua vita, molto avvincente. Diciamo che invece ho trovato un po' lenta, e quindi forse questo non è che mi fa dire domani rileggerò di nuovo la biografia di Cavour, la seconda parte, cioè quando lui sostanzialmente entra in politica, è quella parte che io mi aspettavo ricca di colpi di scena, ma troppo dettagliata. Ecco, io qui in questa biografia ho visto, come poi mi è successo anche in un'altra, che quindi non ho ancora finito, ho visto molto quel lavoro di ricerca straordinario, magnifico, magistrale da parte dell'autore, però c'è un'ape, ok? Però io a volte penso anche che il libro debba sì essere specialistico, lavoro di ricerca, cioè comunque ragazzi è un libro con una bibliografia immensa, e orientativamente siamo intorno alle 480 pagine, ecco qui ho beccato proprio, sono 481 pagine, quindi è chiaro, per arrivare a queste pagine, considerate che questo è in un formato ridotto rispetto alla 4, no? Quindi più o meno il libro in formato A4, scritto a computer, era comunque già consistente, ecco, per arrivare a questa dimensione. Però secondo me, ripeto, il libro, per quanto specialistico, deve essere comunque accessibile a tutti, perché altrimenti finiamo per
da un lato lasciare la storia ai cosiddetti storici, cioè a quelle persone che leggono 2 o 3 libri, hanno sta passione e si improvvisano, quando invece dovrebbero essere gli storici specialisti a occuparsi dei settori e a scrivere testi. Però allo stesso tempo, se gli storici non capiscono che bisogna anche essere un po' divulgativi, quindi magari non devi star lì a spiegar fin nei minimi dettagli un documento, perché magari la persona che non è così appassionata ha comprato il tuo libro per sapere qualcosa su Cavour, e fargli leggere tutti i verbali, non so, della seduta del Senato o tutto il carteggio di Cavour con Napoleone III può essere effettivamente pesante. Io credo che si finisce poi appunto per lasciare lo spazio ad altri incompetenti. Secondo personaggio, in questo caso una donna, e devo dire la verità, su questo secondo personaggio ho avuto un po' di indecisione, perché l'obiettivo era quello di leggere Bel Ami di Maupassant, ce l'ho, non l'ho ancora letto, spero magari di farlo negli ultimi giorni e ve ne parlerò il mese prossimo. L'obiettivo era anche leggere qualcosa su Sant'Agostino, perché ho le confessioni, qualcosa su qualche artista, insomma ero un po' indecisa. Però alla fine, letto Cavour, ho detto no, ho bisogno di qualcosa che mi faccia venire voglia di leggere, quindi mi sono buttata su una bellissima biografia di una donna che, come vi ho scritto nell'indizio, era rappresentata sulle 1000 lire. E chi di voi come me di fine anni 90 ricorderà, probabilmente non dico tutte le monete, tutte le lire, ma questa sicuramente, sto parlando di Maria Montessori. Oggi infatti siamo qui per festeggiare i 150 anni dalla nascita di questa grande pedagogista tramite la biografia straordinaria scritta da Cristina De Stefano, Il bambino e il maestro, vita di Maria Montessori. Un libro edito da Rizzoli, composto da, credo, non sono moltissime pagine, perché dico la verità è scritto molto molto grande, un 340 probabilmente, si legge veramente in un giorno. In questo caso posso dirvi che non vi annoiate mai. Io ero molto curiosa di leggere qualcosa sulla vita di Maria Montessori, perché mi affascinano sempre un po' anche come Rita Levi Montalcini, queste grandi donne che in qualche modo hanno cambiato la storia, che sia nell'ambito della medicina, della pedagogia, dell'arte, della scienza, eccetera eccetera. Ma non perché io sia quella ragazza, diciamo, femminista convinta per la serie viva le donne, no. Ma proprio perché mi piace soprattutto il fatto che a volte siano state, abbiano capito proprio in qualche modo dove andava la storia. Maria Montessori infatti nasce a fine Ottocento e la sua infanzia, un po' come era accaduto per la biografia di Rita Levi Montalcini, di cui vi ho parlato nelle ultime letture del mese, mi ha lasciato sorpresa fin dall'inizio, perché non ci crederete, ma quando leggerete il libro lo scoprirete. Maria Montessori è stata bocciata tantissime volte alle elementari. Lei ha superato la quinta elementare a 13 anni. Io quando ho letto questa cosa ho detto no, vabbè, non ci credo, cioè non ci credo. Lei è stata bocciata alle elementari, una cosa che a noi sembra assurda, ma non lo era ovviamente per i tempi, ed era bocciata perché non le piaceva studiare, o meglio, non le piaceva il metodo di insegnamento dei professori, le rendevano tutto così difficile, tutto così complicato. Lei di carattere era comunque molto timida, aveva anche un suo carattere molto, però allo stesso tempo era timida, ma partiva per niente, ecco, questo è un aspetto che resterà nella sua personalità. Fin quando poi, superate il liceo, supera le medie, voi direte vabbè, questa anduva, cioè non ha futuro, anche suo padre più di tanto non ci credeva, diceva sposati, fai figli, siamo contenti così, e lei dice voglio fare ingegneria. Quindi voi immaginatevi una che ha preso la licenza elementare a 13 anni, dice voglio andare a fare ingegneria. Poi, dopo un po', si rende conto che in realtà vuole diventare medico. Non conosce il latino, non conosce il greco, quindi deve praticamente studiare da zero queste discipline, perché per entrare, lei non aveva fatto il liceo classico, aveva fatto una scuola tecnica, quindi per entrare a far parte di medicina avevi dovuto obbligatoriamente fare il liceo classico. Quindi lei si mette a studiare, studia, scopre la passione, scopre anche all'inizio di avere difficoltà con i cadaveri, sia per il sezionamento, ecco, sia per le autopsie, ma anche perché aveva avuto insomma una vita molto piena di pudore, quindi per lei, ecco, anche solo vedere un cadavere
andava anche a toccare delle corde, ecco, diciamo del pudore, che per lei erano molto delicate, ma a un certo punto supera le sue paure, quindi inizia a studiare con ottimi risultati, conosce colui che poi diventerà il padre di suo figlio, lavoreranno fianco a fianco e piano piano lei mette a punto il famoso metodo Montessori, un metodo che nasce inizialmente per aiutare i bambini con disabilità, come diremmo noi oggi, ma che poi in realtà lei a un certo punto, visto il successo con i bambini difficili, decide di applicare anche ai bambini normali e si chiede: ma allora cosa può insegnarci il bambino? E appunto, come dice il titolo di questo libro, il bambino è il maestro. Il suo metodo è un po' quello, lei non riterrà mai, sia chiaro, che questo sia un metodo o una teoria scientifica, però poi c'è il paradosso che quando alcuni tenteranno di copiarla, lei invece rivendicherà il fatto di averla fatta da sé, anche se poi le sue idee sono in parte un'evoluzione di idee di altri studiosi precedenti. Ma detto questo, lei comincia a creare una rete di scuole, le famose case dei bambini, che un po' in tutta Europa vorrà gestire fino all'ultimo il lavoro di tutte queste case, perché lei riteneva che comunque ciò che lei portava come idee erano molto importanti, nessuno poteva appropriarsene se non capaci di comprendere fino in fondo cosa significasse. Fa degli accordi con gli artigiani per far costruire le lettere e capisce che il bambino, se messo in delle condizioni, non ha bisogno che gli vengano insegnate le cose, corrette le cose, ma piuttosto l'errore, la scoperta è ciò che permette al bambino di apprendere. E questo è un aspetto che mi ha molto colpito, perché comunque nell'ultimo periodo, essendo appunto insegnante online, mi sono avvicinata non alla psicologia, ma a volte mi sono chiesta, no, come relazionarmi con i miei studenti. Tra i miei studenti poi c'è anche una bambina americana e quindi anche lì mi sono detta: ecco, come si fa con un bambino online? E là ovviamente è tutt'altra strategia, però mi sono resa conto di una cosa, cioè ciò che Maria Montessori afferma per il bambino, per la scoperta, la crescita, l'apprendimento del bambino, in realtà secondo me dovremmo applicarlo anche noi adulti, diciamo, o giovani, nella vita di tutti i giorni. Perché c'è una filosofia di fondo che non è applicabile unicamente al bambino. Il bambino è come se ci fa rendere conto di ciò che siamo stati e di ciò che possiamo benissimo continuare ad essere. Dove c'è scritto che noi dobbiamo diventare grandi, no? C'è questa etichetta, voglio diventare grande. E pensate, no? Quando eravate piccoli, volevate diventare grandi, poi diventate grandi un giorno, perché non c'è il giorno, diciamo, preciso, e vorreste tornare ai bambini. Beh, diciamo che Maria Montessori ci fa capire un po' questo, almeno a me ha fatto capire questo, questa biografia, cioè di essere sempre bambini, di mantenere sempre quella curiosità che è un po' poi il sale della vita. Da un punto di vista poetico c'è stato Giovanni Pascoli che ha parlato del fanciullino, ma anche oggi nella nostra società basta guardare a persone come Piero Angela che tante volte in tutti i convegni che fanno dicono che la curiosità è quello che gli ha permesso alla sua veneranda età di essere ancora sugli schermi a parlarci ogni mercoledì con Super Quark. Quindi questa biografia mi è piaciuta tantissimo, veramente l'ho amata, l'ho apprezzata, l'ho letta anche velocemente perché, come vi ho detto, è scritta con un font molto grande, quindi non vi stanca, non vi affatica, ma è stata una vera sorpresa. Trovo poi questa copertina bellissima, quindi questa immagine di Maria Montessori con i vari bambini che le sono accanto, credo che rappresenti poi tutto il fulcro, l'essenza del suo pensiero, e quindi è una biografia che veramente vi consiglio. Allora, io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo prossimo mese, vediamo un po' se posso... cioè l'ho proprio la napoletana. Allora, il prossimo mese vorrei leggere 3 libri, però non so se, cioè quale sceglierò. Uno in realtà già l'ho comprato, cioè in realtà li ho comprati già tutti e 3, quindi vedrò insomma in base a come andrà il momento, quindi non posso darvi nessun suggerimento perché facciamo che cambiamo, la cosa poi non va bene. Quindi vi ricordo ovviamente di seguirmi sui social perché il giorno prima troverete l'indizio per provare a indovinare. Io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!